Questa è la seconda volta che torno a Seneghe, sempre per il festival, e sempre nello stesso periodo, quindi lo associo molto alla fine della stagione, ma anche un po' di nostalgia, vedendo questo mare splendido prima di partire. È curioso perché ho ricordato proprio fortemente quel momento in cui mi affacciai sul golfo, un po' di struggimento, però questa viceversa è un'occasione vivacissima, divertente. Oggi a pranzo sono arrivato a incontrare poeti, amici, organizzatori. Ecco, queste sono le cose più belle che esistono da un punto di vista culturale, perché al di là dei grandi centri, qui si parla proprio del tessuto sanguigno, la circolazione della riflessione, del pensiero, della critica, e deve essere capillare, deve arrivare nei piccoli centri dove pure c'è un pubblico attentissimo che viene dai dintorni. Se questo mancasse sarebbe una tragedia, e direi che vedendo occasioni di questo tipo torno un po' più ottimista rispetto al deserto di cui qualcuno, se esiste l'inferno, pagherà il dovuto, che invece accade in televisione. Cioè abbiamo una TV pubblica che si dovrebbe occupare di cose. Ah, ma siamo in una TV pubblica? Ah, ecco, posso continuare. Abbiamo una latitanza di molte istituzioni. La vera Italia che legge è fatta di questi incontri, di questi piccoli circoli, di cui non si misura il numero di persone ma l'intensità dell'attenzione. Io oggi ho parlato poi di questioni politiche, quindi lo posso dire. E qual è la differenza tra l'Europa, l'Italia di questo benessere sociale e l'America? Scuole private in America, servizio sanitario privato in America, carceri private in America. Noi invece dobbiamo resistere e tenere duro in questa battaglia per la democrazia. Addirittura arrivo a sparare paroloni così grandi.